Bentrovati e buona giornata, buon lunedì, una nuova settimana che andiamo ad iniziare naturalmente parlando di sport, work in progress anche nei nostri studi e naturalmente una nuova scenografia che salutiamo con piacere, andremo magari a migliorarla volta per volta e giorno per giorno. E allora cominciamo ricordandovi che siamo sul canale 95 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia corrispondenti a Caffè TV 24, l'emittente appunto che ci manda in onda ogni giorno, ogni sera alle 19:40 e poi in edizione serale, e naturalmente sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, dove potete trovare e dovete trovare tutte le nostre produzioni in modalità on demand. Andiamo ad iniziare parlando di Cortina, parlando di mondiali che si sono corsi e si sono disputati per quanto riguarda il settore femminile. Grande successo per le gare e sia per il pubblico di appassionati presenti sia per il valore tecnico. Lacrime purtroppo della Vern che ha inforcato nel Super G e è arrivata al traguardo con le lacrime agli occhi, e le prime sue dichiarazioni sono state: ma non lo so, sarà dura finire questa stagione, quando ha detto e ha deciso appunto che si ritirerà. Nella discesa vince la Schifrin. Passiamo alla Serie A, passiamo al calcio, sorprende il pareggio 0-0 tra Inter e Sassuolo, il Napoli batte 2-1 la Lazio, la Roma vince 3-2 con il Torino, oggi si gioca Genoa-Milan e Juventus-Chievo, Genoa-Milan nel pomeriggio, Juventus-Chievo in serata, le due giocatrici, o meglio le due squadre che si sono affrontate nella Supercoppa ritornate in Italia. Andiamo alla Serie B, dove Crotone-Cittadella, per parlare di Venete, 0-0 il risultato. Il derby tra Padova e Verona ha visto la vittoria netta, tra l'altro, del Padova per 3-0. Oggi si giocherà Spezia-Venezia. Andiamo in Serie C, dove nel girone B il Pordenone, che è la leadership della classifica di questo girone, continua a vincere, batte 1-0 l'Albino Leffe, mentre la Triestina sul proprio campo al Nereo Rocca vince per 2-0 contro Rimini e costa questa sconfitta la panchina ad Acori, tecnico del Rimini. Infine la Nerossi Vicenza Renate 1-1, ma qui si è vissuto un weekend fatto di anche cinema, perché la presenza della vicepresidente della Lega Capotondi insomma ha naturalmente rallegrato un po' tutto l'ambiente. La Serie D, girone C, 20ª giornata, con il San Giorgen che ha battuto l'Adriese capolista per 1-0, è stata l'autentica sorpresa della giornata. Vi ricordo che Arzichiampo e Campodarsego avvicinano quindi l'Adriese al comando con 39 punti, Arzichiampo e Campodarsego 36, il Montebelluna di Checco Feltrin pareggia 1-1 contro la compagine del Feltre, buon risultato questo, e si porta a quota 28 in mezzo alla classifica. In eccellenza, girone B con la 20ª giornata, qui abbiamo dei risultati che sconvolgono un po' il campionato e il girone. Per esempio a San Giorgio Sedico vittoria importante dell'Eclisse Carini Pivigina per 1-0. A Nervesa invece botta e risposta, si sono visti 8 gol, 3-0 per il vantaggio dell'Ia Piave, poi raggiunta sul 3-3, nuovamente sorpassata 5-3 il Nervesa per il Lia Piave, che con questa vittoria va in testa alla classifica, sorpassa di un punto la Luparense, che si fa pareggiare contro naturalmente in casa contro il Noale, e quindi aperto nuovamente il campionato. Promozione girone D, qui seguiamo le vicissitudini soprattutto di Portogruaro, che continua a non perdere una battuta e una partita, vince a Cornuda per 6-1, resiste il Prodeco Montello alle sue spalle vincendo a Fossalta per 2-1, e questo per il quadro completo quasi insomma del calcio regionale e provinciale in questo caso. TVB Basket Treviso, siamo al Palaverde, siamo naturalmente nel basket di Serie A2, TVB contro Baccheri Piacenza ha vinto 96-71. Le vittorie collezionate contro Ferrara e Piacenza hanno riportato in linea di galleggiamento dopo la veloce crisi la TVB. Sentiamo Max Menetti ai nostri microfoni, la sua obiettiva come sempre disamina. Eccolo. Sì, non c'erano i 32 punti di Voscui nel piano della mia partita, che sono 32,
Crosariol invece ne ha fatti 6 e non 16, così imparo a leggere bene le statistiche, perché ha avuto evidentemente qualche problema nell'ultimo pre-gara, ok? Bene, no, a parte gli scherzi, allora, il lavoro su Green è stato ottimo, perché è evidente che Marquis è un giocatore che ama lavorare sul perimetro, e il rischio di prendere qualche layup è una cosa a cui dovevamo essere pronti e che era assolutamente preventivata. Su Crosariolo abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto un lavoro indecente invece su Boscuil, perché gli abbiamo lasciati almeno 4 canestri per disattenzione, e questa ancora è la grande difficoltà che ha questa squadra. Il fatto che proprio nella mentalità, nella solidità, di capire che ci sono momenti dove ci sono giocatori che non possono essere lasciati liberi, perché già a volte sono bravi loro. L'abbiamo fatto prima entrare in ritmo, poi l'abbiamo lasciato solo almeno 3 volte, e quindi possiamo immaginarti come è andata finita. Quindi abbiamo fatto i primi 20 minuti pessimi a livello difensivo, soprattutto con troppi errori, al di là di quello che abbiamo fatto a livello offensivo, e lì naturalmente poi nelle partite casalinghe dopo è come dopo lanciare una moneta in aria, perché nel momento in cui dopo gli avversari prendono ritmo, dopo diventa difficile. Abbiamo fatto un lavoro un po' migliore nella seconda parte, però ancora non sono contento, insomma, perché è vero che ha segnato 10 tiri liberi Boscuil, però ci sono state almeno 4 disattenzioni su un giocatore che è un punto di riferimento molto facile, ok? Perché è chiaro, un tiratore non è un giocatore che fa 500 cose, e lì ancora la nostra squadra deve migliorare nell'ingenuità. Noi siamo veramente ingenui. Dopodiché è vero, è una partita che abbiamo vinto di 25, quindi non possiamo qua tutte le volte farci essere insoddisfatti di tutto. La squadra ha fatto la prova che doveva fare, però questo dà l'idea di quello che dobbiamo migliorare. Non dobbiamo migliorare 800 cose. Questa sulla solidità e la mentalità, invece questa squadra qua, anche sulle sciocchezze fatte a un minuto dalla fine, sono le cose su cui veramente dobbiamo fare il salto di qualità. Questo Max Menetti per quanto riguarda il tecnico della TVB e il campionato di Serie A2 maschile. Adesso A2 femminile, perché ogni sabato quando giocano in casa quelle del Ponzano seguiamo anche via Facebook con lo streaming. Bene, contro il Sanga Milano è andata male alla formazione di Campagnolo, che ha perso per 63-59. Una gara che ad un certo punto Ponzano avrebbe anche potuto vincere. Domani sentiremo le interviste che abbiamo realizzato sul parquet. Da un parquet all'altro, quello della Rucher Sanve a Milano, è stata una trasferta non felice contro l'Urania. Ha perduto per un blackout di circa 6 minuti che gli è costato la vittoria. Batosta contro l'Urania Milano per 92-77. Sabato si torna in casa contro Orzinuovi, che comunque è un'altra compagine di alta classifica. Andiamo a parlare di volley adesso, parliamo di Imoco Volley Conegliano, quindi pallavolo femminile al Palaverde. Ieri sera per il match di ritorno di Coppa Italia nuovamente Monza. Ha vinto 3-1 l'Imoco, con una vittoria tra l'altro nel primo set, che era quello che doveva spalancare le porte della Final Four di Verona, e così è stato. Poi spazio al turnover per far rifiatare le titolari e dare minutaggio alle atlete finora poco usate da Santarelli. Buona la prestazione comunque di tutte le atlete mandate in campo. Sentiamo proprio il tecnico Santarelli. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo set, l'approccio è stato buonissimo, avevo solo timore di tenere alta la tensione, perché quando una vittoria 3-0 è per certi aspetti il miglior inizio possibile, per certi altri non lo è assolutamente, perché le cose sembrano fatte, quindi a volte si cala di tensione e di concentrazione e poi si rischia un approccio sbagliato. Loro d'altra parte avevano tutt'altro tipo di tensione, cioè non avevano veramente nulla da perdere, sapevano che dovevano fare un'impresa. Io ho provato a far tenere la tensione alta dalle ragazze, perché secondo me veniamo da una striscia molto positiva e dobbiamo continuare a far questo senza mai accontentarci. È un gruppo di lavoratrici e questo mi riempie d'orgoglio. Siamo cresciute tantissimo, però siamo solo agli inizi, il cammino è ancora lunghissimo. Di sfide questo mese ne avremo
tante e tutte secondo me decisive. Prima parlavate di sfida prossima decisiva, secondo me sono tutte decisive, perché con Monza era decisiva, con Novara sarà decisiva perché ci giochiamo la possibilità di andare al primo posto, con Bergamo sarà decisiva anche quella perché loro comunque vogliono entrare nei playoff. Saranno tutte gare molto molto importanti e difficili, quindi noi dovremmo essere bravi a non calare mai. Ma Silla ha un problemino e quindi non volevamo assolutamente rischiarla, visto che Vale sta facendo secondo me molto bene, e quindi era giusto così. Abbiamo una sfida importante martedì e poi soprattutto ne abbiamo tante altre più difficili che metteranno in palio un trofeo dopo, quindi non volevamo correre rischi, visto che in posto 4 abbiamo un po' di problemini, no? Quindi è meglio non correre rischi, ne abbiamo 3, quelle 3 ce le teniamo bene strette. Io sono sicuro, le ragazze stanno allenando veramente molto bene, a parte le 6-7 che giocano con più continuità, ma anche le altre 7 si stanno allenando molto molto bene, 6 si stanno allenando molto molto bene. Io sono molto contento di quello che fanno e quindi ero convinto che loro si meritassero, per il lavoro che stanno facendo e per il percorso che stanno compiendo, una vittoria in casa, e quindi ho voluto che loro ottenessero una vittoria così. Mi è dispiaciuto per il secondo set perché eravamo in vantaggio, l'abbiamo perso con 3 sciocchezze finali, però ripeto, contento per la prestazione delle ragazze che hanno giocato secondo, terzo e quarto, contento della vittoria. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, basta, è concluso un capitolo, pensiamo a tutto quello che ci capiterà da adesso fino alla Final Four di Coppa Italia. E così Santarelli archivia la posizione Coppa Italia, con quindi qualificazione a Verona nel prossimo mese per giocarsi appunto la Coppa. Apre invece la Champions, perché avete sentito domani già in campo Limoco, ragazze, tecnico e ambiente già partite alla volta di Lodz in Polonia. Cambiamo sport, la Benetton Rugby venerdì sera a Grenoble, la Benetton ha vinto per 39-7 al termine di una gara travolgente, se così possiamo dire, fino al termine, dall'inizio alla fine. Anche gli Harlequins però hanno vinto contro i loro avversari e la qualificazione così a questo punto era in mano a Bordeaux e a Connacht. Purtroppo non ha sorriso ai trevigiani, non ha sorriso la Benetton, perché il risultato ottenuto è stato sfavorevole e quindi nessun passaggio di turno, nessuna qualificazione alla fase maggiore e più importante della Challenge. Adesso gli occhi e i muscoli sono tutti puntati sulla Pro 14, perché anche in questo torneo il passaggio alla fase finale è legato proprio a risultati dei trevigiani e a ulteriori combinazioni del girone. Dal rugby maschile a quello femminile, perché c'è la nazionale, approdano ancora una volta le villorbesi Barattin, Busato, Cavina, Furlan e Muzzo. Domani tra l'altro saranno rese note le convocate per il primo turno del 6 Nazioni di venerdì 1 febbraio a Glasgow contro la Scozia. Dal rugby passiamo all'hockey su ghiaccio, arrivano le immagini dal Migros di Asiago, perché sabato all'Odegar contro il Bregenzvold per l'ultima partita di Alp Hockey, prima della pausa per i playoff della Serie A, la Migros Asiago ha vinto agevolmente anche contro Bregenwald, imponendosi con il risultato di 6-1. Ivani ha la squadra al completo, mentre gli ospiti hanno dovuto rinunciare ai fratelli Bam, a Poschmann, ad Heidinger e a Suomin. La Migros, Supermercati Migros di Asiago, scala ancora la classifica e si mette alle spalle anche il Lustenau, conquistando così il quinto posto. Sentiamo il nostro servizio dall'Odegar di Asiago con l'intervista ad Enrico Miglioranzi. Fine della partita, non solo vinciamo bene, ma è una partita molto convincente che ci fa ben sperare per quello che arriva la prossima settimana. Sì dai, speriamo che continuiamo su questa strada. Niente, sapevamo che dovevamo continuare a giocare bene e cercare di fare il sistema nel miglior modo possibile per vincere più partite. Pian pianino le cose stanno venendo da sole e ovviamente una volta che la squadra ha preso il ritmo si spera di continuare così fino alla fine, ovviamente. Tu stasera hai fatto un gol da centro, te lo dico io, fine secondo tempo sei venuto su, rovescino, incrocio, notevole. Solo fortuna, non posso fare il centro ancora. Ok, ci proviamo. Prossima settimana, semifinale scudetto con il Valposteria, che è sempre una gran partita. La prossima settimana cambia la musica di sicuro, la rivalità c'è come sempre, quindi sarà dura sicuramente, però
bisogna crederci e sappiamo che arriviamo forse in un buon momento, meglio di come potevamo arrivarci un po' di tempo fa quando abbiamo giocato contro il 3 gennaio. Noi il messaggio lo stiamo mandando, no? Sì, beh, noi ci siamo sempre, questo è indubbio. Chi viene allo stadio per vederci sa che noi puntiamo a vincere ogni anno. Grazie Enrico. Questo è Enrico Miglioranzi dell'Asiago e allora all'Odegar la prossima settimana la Alps Hockey League si ferma per lasciare spazio ai playoff scudetto. La Migros di Asiago martedì affronterà in Valpusteria nella gara di andata delle semifinali. Bene, siamo in chiusura per ricordarvi che questa sera sul canale 95 di Caffè TV 24 andrà in onda la telecronaca della partita di volley femminile tra Limoco Volley Conegliano e Monza alle 22:30 circa, subito dopo lo spazio dedicato al calcio e dedicato alla classifica dell'eccellenza con la Luparense. Vi ricordo anche che invece sulla nostra web tv www.venetoglobe.com trovate già in modalità on demand la gara di calcio del campionato di eccellenza tra Nervesa della Battaglia e Lia Piave, valevole appunto per il campionato di eccellenza con la nuova capolista il Lia Piave. A tutti voi buona serata e buon divertimento.